fatta dalla Twister Corse con il numero 6 Alessandro Casano e Mattia Orio. Twister Italia è il loro sodalizio. Ecco, godetevi questo bel panorama del pubblico cefaludese. Il pubblico siciliano attende naturalmente tutti quanti i protagonisti con grande affetto, con grande calore. Arriva Ciccio, quindi vorrà dire qualcosa. Io ti interrompo, dico, quando mi ha chiamato Alessandro Casano, gli ho detto: guarda, io vengo da Bergamo, cosa mi dai? Gli ho detto: un gran saluto e benvenuto al Sud. È nata una grande amicizia, grazie per essere qua, grazie. Beh, sicuramente quello che abbiamo da offrirti è tanto calore e tanta passione, penso che anche dalle vostre parti questo sia famoso. Guarda, da noi purtroppo a livello di pubblico non c'è l'affetto e l'accoglienza che stiamo verificando, stiamo riscontrando qui. Ciccio ci ha accolto veramente molto bene, siamo contenti, le prove sono molto toste, per noi è stata una trasferta lunga, faremo di tutto per far bella figura, per noi è una gara in preparazione alla gara che sta tra 20 giorni in casa e abbiamo unito 3-4 giorni di ferie a una bella manifestazione e speriamo di far bene e far divertire il pubblico, ce la metteremo tutta. Ecco, mi hai anticipato perché volevo chiedervi perché siete qui, a parte l'amore per una terra che ha tanta passione per l'automobilismo. Ce lo avete spiegato, vi state preparando per affrontare il vostro campionato regionale e lo fate alla prima gara del trofeo Rally Sicilia. Che sia per voi un grande secondo Rally Cefalucorse. Noi vi aspetteremo qui puntuali dopo avervi seguito durante tutta la gara, vi aspetteremo qui puntuali domani pomeriggio a partire dalle 17:30. Sono i terzi classificati, loro arrivano da Oltrestretto, ieri sera hanno detto che era una gara d'allenamento, sono bastati loro pochi chilometri per abituarsi all'insidioso tracciato siciliano e quindi espletare al massimo la loro familiarità con la Renault Clio Super 1600 e far vedere di cosa fossero stati capaci sulle strade siciliane. Così, con una bellissima rimonta che si è concretizzata proprio sul finire della gara negli ultimi due crono, sono saliti sul terzo gradino del podio Alessandro Casano e Mattia Orio, portacolori della Twister Italia con la loro bellissima Renault Clio. Venite pure qui ragazzi,
mettiamoci, ecco, vieni. Venite qua, io metto al vostro fianco accanto ai vincitori, sono giovanissimi e quindi potete dire di esservi battuti con dei grandi piloti siciliani, soprattutto con dei giovani emergenti, con dei giovani convincenti siciliani. Allora, non so se ho detto bene, mi spiegavi prima che i primi chilometri li avete usati per prendere la giusta confidenza, poi avete osato un po' di più e le cose sono andate per il verso giusto. Sì, siamo stati fermi 6 mesi, quindi era da ottobre che non gareggiavamo più. Abbiamo deciso di fare una settimana di ferie, quindi fare qualche chilometro qui a Cefalù in vista della gara che facciamo tra 20 giorni a Bergamo, quindi gara di casa mia. E abbiamo provato la macchina sulla prima ferla, e sulla seconda, quindi la Pollina, abbiamo iniziato un attimino a aumentare il passo e tanto di cappello ai due ragazzi, due equipaggi qui di fianco, perché comunque sono stati molto forti. Per noi strade nuove, provate praticamente ieri, la macchina è già 2 anni che la usiamo, Twister ci ha dato una macchina ancora all'altezza della situazione, siamo contentissimi, l'attacco della nostra scuderia, dedichiamo anche a loro questa vittoria e noi siamo contentissimi, abbiamo vinto anche una prova con 2 gomme da bagnato dietro, 2 nel baule, quindi va bene così. Scusate, avete prego. una piccola percentuale su questa vincita, perché mi ha fatto telefonare ovunque per sapere il medio a Pollina, ho chiamato ovunque, quindi ci ho azzeccato. Come si conviene ad un equipaggio professionista. Mattia, ieri sera lo avete sottolineato, però adesso lo avete anche visto in gara e lo state vedendo qui all'arrivo. Il pubblico siciliano non vi ha fatto mancare il calore, quindi l'energia è arrivata anche da quel lato lì. È stata un'esperienza bellissima, il pubblico è caldo, voi siete caldi, l'accoglienza non c'è mancata, gli equipaggi sono stati simpaticissimi, emozionato anche da questo risultato con Alessandro. La ciliegina sulla torta. Addirittura è il tuo primo podio assoluto, quindi che sia il primo di una lunghissima serie. Allora, è arrivato Ciccio Giardina, invitiamo anche gli altri componenti della Cefalù Corse per consegnare i riconoscimenti da parte dell'amministrazione comunale, l'assessore Lazzara, e noi vi diciamo... È arrivato anche il sindaco di Pollina, visto che quest'anno il nostro rally interessava anche il comune di Pollina, è arrivata Magda Culotta, il sindaco di Pollina. Bentornata su questo palco, grazie per essere nuovamente presente, prego. Noi abbiamo vissuto una grande giornata di sport, spero che anche dalle vostre parti si sia respirata questa atmosfera. Il sindaco di Pollina e l'assessore si complimentano con ciascuno dei componenti il podio, con il primo, secondo e terzo classificato. Ebbene, allora insieme ai rappresentanti della Cefalù Corse possiamo procedere con la consegna dei riconoscimenti, cominciando dal terzo gradino del podio, dove sono saliti Alessandro Casano e Mattia Orio. Loro sono terzi assoluti, secondi di gruppo e primi di classe Super 1600. Per loro non finiscono qui i premi, perché ci sarà anche un percorso omaggio presso l'Acqua Verde, un percorso omaggio per essere presso l'Acqua Verde, quindi un bel po' di premi che portate nella vostra Lombardia. Dopo una giornata di gara ci vuole una giornata passata al e questo ora dove portate? Arrivate in aereo, no? Questo è anche per voi, presso la comunità di Cefalù. E allora, terzi classificati, ecco qua, questo è vostro. Alessandro Casano, Mattia Orio, mentre secondi classificati sono Domenico Gabriele Monreale e Giuseppe Scolaro, che sono anche primi di gruppo e primi di classe. Altra valanga di premi, perché per loro arriva una cena presso il ristorante Lisca, 2 pernottamenti qui presso le eccellenze dell'ospitalità di Cefalù, e quindi tanti premi anche per i secondi classificati, che si piazzano anche al primo posto della loro classe, ovvero produzione Evo E7. Parliamo del cilindrate fino a 2000 cm3 di quello che era l'ex gruppo A per vetture costruite prima di un determinato anno, non diciamo quale perché sono delle vetture ancora assolutamente attuali. Ebbene, manca la consegna al primo equipaggio assoluto, e in questo chiediamo naturalmente l'aiuto dell'assessore Lazzara, del sindaco di Pollina, dell'onorevole Magda Culotta, per consegnare questi voluminosi premi, questi voluminosi riconoscimenti all'equipaggio che ha vinto il secondo rally Cefalù Corse con un tempo totale di 25 minuti.
46 secondi 9 decimi con la Citroën Saxo VTS, portacolori della scuderia CST Sport Salvatore Locascio, Salvatore Cangemi, sono primi assoluti, primi di gruppo e primi di classe. Ora ci spostiamo, così i fotografi hanno la possibilità di immortalare in questo momento soprattutto il podio. Ragazzi, I premi li abbiamo elencati, un attimo te li ridò, giuro. E allora, grazie Marco, tutti classificati il weekend presso l'Astro Suite e abbiamo ancora una cena per 4 persone presso il ristorante della locanda del Marinaio. Ragazzi, questo è per voi. Ma dico, perché sprecarlo? Non era meglio berlo? Va bene, metterò a conto di Locascio le casse. Auguri e complimenti a Totò. Grandi Ragazzi, congratulazioni complimenti ai migliori protagonisti del secondo rally Cefalù Corse.